Noodles shirataki con l'1% di carboidrati, una ricetta perfetta per la dieta. Finalmente è arrivato il giorno di provarli. Li ho comprati da un po' e oggi ho deciso di cucinarli. La ricetta la invento al momento. Improvviso un ragù di pollo. Vi lascio tutto in descrizione così potete farlo anche voi. È una ricetta buona, facile e veloce. Se volete farvi un pranzetto con poche calorie, questo è l'ideale. Ci sono degli ingredienti che in queste preparazioni non possono mai mancare: la curcuma, il pepe, la salsa teriyaki, la salsa di soia e il peperoncino a sentimento. Come vedete la consistenza è molliccia, bisogna scolarli. Una volta scolati io li faccio bollire 3-4 minuti in acqua salata per togliergli quell'odore acre che a me non piace. Così sono neutri, li butto in pentola, li faccio saltare un po', aggiungo la mia salsa al peperoncino di quelle proprio super mega piccanti, un po' di semi di sesamo e buon appetito!